Finisce l'anno scolastico, è anche tempo di premiazioni, di talenti e di meriti. Oggi questa serata conclusiva qui allo Sciascia. È un momento in cui l'atrio della scuola è il luogo dove i ragazzi trascorrono gran parte della giornata prima che inizino le lezioni o durante la pausa di ricreazione. Si trasforma in un contesto che li vuole premiare, che vuole celebrare chi si è particolarmente impegnato, chi si è distinto non soltanto per meriti scolastici, ma per tutte le attività che ai nostri occhi assumono un valore. E allora li abbiamo invitati, accompagnati dai loro genitori, è presente tutto il personale docente come anche il personale ATA, sono presenti i nostri collaboratori presso questo territorio agrigentino, i presidenti di associazioni culturali, delle istituzioni, di club service, ex docenti in pensione, perché desideriamo siano loro a consegnare oggi un premio che è un buono per acquisto libri, profondamente convinti come siamo che la lettura sia l'unico strumento per far crescere menti libere e costruire un futuro che possa essere il più lungo possibile e luminoso. Il premio si articola in varie categorie? Ci accompagnerà un racconto di tutte le iniziative che quest'anno abbiamo realizzato con la collaborazione dei ragazzi e soprattutto con il contributo dei professori che non si sono risparmiati in nessuna attività né in nessun momento dell'anno scolastico. E allora ci sembra che questo racconto collettivo della scuola ci debba accompagnare durante questo pomeriggio, seppur con brevi focus, e possa essere il momento più concreto dell'impegno che la scuola tutti i giorni spende e lo fa con un unico obiettivo, che è quello di restituire a questa società dei ragazzi responsabili, maturi e in grado di costruirsi un futuro. Tra l'altro domani ci saranno anche gli esami di Stato che rappresentano un po' appunto il compendio di tutto l'anno. In realtà la data è stata scelta proprio perché volevamo tener compagnia questo pomeriggio ai ragazzi, non stiano sui libri a cercare l'argomento o il ripasso dell'ultimo momento, era giusto che stessimo con loro a tenergli compagnia, a stringergli la mano per un grande in bocca al lupo per quell'avventura che tutti abbiamo vissuto e che ricordiamo con grande emozione, che è l'esame di Stato.